Va ora in onda la rassegna stampa. Vate che roba, vate che roba, signori, ma guarda come te li presento i gadget di Radio Libertà, cioè addirittura c'è proprio il porta gadget, perché sono un qualcosa di prezioso, è roba da collezione, e oggi ci siamo e domani chi lo sa, è vero, e quindi se ce l'hai, hai qualcosa davvero di difficile da rintracciare, perché non si vende via internet, si vende soltanto in quegli eventi, quelli importanti della Lega. Il portachiavi di Radio Libertà in legnetto bruciacchiato, quello con l'effigie di Sammy Varin, come al solito il più richiesto, firmato da Sammy Varin con dedica personale, con pennarello indelebile, per sempre sul tuo portachiavi in legnetto bruciacchiato, la firma di Sammy Varin. Oh, cosa posso dire se non grazie? Grazie perché stanno andando a ruba. Ieri l'evento è quello, il primo è quello del 14 settembre, lo Spiedo Padano a Rovato in provincia di Brescia. Eravamo quasi in 300, niente male, devo dire, uno spiedo squisito, ma soprattutto squisita la vostra presenza, ragazzi. Oh, mi avete tirato di qua, di là, tutto, sì, è un prologo alla Pontida di domenica prossima, dove ci sarà un casino della miseria e sarà 1000 volte peggio. Mi preparo, però veramente grazie per il vostro affetto, grazie per l'affetto non tanto per me quanto per la nostra radio, grazie a tutti coloro che si sono avvicinati per acquistare un ricordino e ci hanno messo dentro nella cassettina 5 euro, 10 euro, 50 euro. C'erano degli ombrellini, mini ombrellini con scritto Radio Libertà. Questi veramente abbiamo dovuto portarli via. Poi ci rincorrevate fino in auto, il grande Marco Grimoldi, che ringraziamo perché è lui l'artefice di questi gadget. Grimoldi stava partendo e voi che ci rincorravate dicendo aspetta, ne voglio prendere ancora uno. Boh, devo dirti, questo mai successo, è inedito davvero. Grazie dell'affetto e ci vediamo a Pontida domenica prossima, minimo dalle 7 del mattino fino al pomeriggio inoltrato, saremo lì. Buongiorno Francesco, è lui, certo, ma ci siamo tutti, ma dai, ma che bello, una nuova settimana in compagnia della controinformazione di Radio Libertà. Eccolo qua, Sammy Varini in versione gelataio. Gelati, caramelle, cioccolato. Cosa devo dirti? Quando mi metto la camicia bianca, la maglietta bianca, sembro veramente un venditore di gelati oggi venditori di gelati con mal di schiena, prego, perché giustamente si dorme col culo scoperto. Adesso ci sono queste giornate che non si capisce, fa caldo, fa freddo. Oggi che farà caldo, bene. Ci prepariamo per Pontida, qualunque tempo ci sia, noi ce l'avremo sempre e soltanto duro politicamente e saremo lì sul Sacro Pratone a raccontarcela, ma soprattutto ad ascoltare le novità della politica per i prossimi mesi. Intanto il buon mattino da Sammy Varino, ma soprattutto a tutti voi che state andando a lavorare, ci seguite con l'autoradio, magari schiacciando DAB Digital Radio, quindi ci ascoltate attraverso onde elettromagnetiche digitali che picciu sono molto più belle di quelle analogiche. Certo, magari semplicemente avete collegato il vostro cellulare all'autoradio, si fa ancora prima, e usate i vostri gigabyte scaricando l'applicazione di Radio Libertà sul vostro cellulare. Anche qui cosa molto semplice. Ieri allo Spiedo Padano abbiamo visto che in moltissimi hanno scaricato questa app, perché in qualunque momento clicchi sull'icona Radio Libertà e ci ascolti. Meglio certamente andare sul sito radiolibertà.net, sì, e magari cliccare sostienici
e poi abbonati. Per abbonarsi a Radio Libertà bastano 5 euro, un sostegno economico che possono fare tutti voi potete dire ciao Sammy Varin, ci sono anch'io, attraverso, se preferite, il conto corrente postale 3767 1294 intestato a Radio Libertà. Il buongiorno si sente dal Varin e dai siti internet. Prima di tuffarci in rassegna stampa, vediamo cos'è successo nella notte. Non ci sono novità particolari, se non chiaramente Gaza City, che ormai sarebbe stata conquistata, centinaia di carri armati intorno a Gaza City pronti all'invasione. Questa è l'apertura del sito di Repubblica, che poi porta come di consueto una sfiga incredibile, bollette, il flop del bonus sociale, metà delle famiglie bisognose non lo ricevono e naturalmente ne parleremo, vediamo se questa notizia campeggia anche sul cartaceo. L'apertura del Corriere, tra 1000 pubblicità, ragazzi, oggi è diventato difficile anche leggere i siti internet, cioè ti fanno leggere soltanto il titolo, ma tra 1000 apparizioni, sparizioni di spot pubblicitari. Il data room della Gabanelli in apertura, vuol dire che non hanno di meglio. Trump e i dazi sui farmaci, qual è davvero il suo obiettivo e perché può causare carenze nelle forniture globali. Subito sotto però la notizia in continuo aggiornamento, l'allerta per gli sconfinamenti di droni russi. Dopo la Polonia c'è anche il fronte Romania, siorri, qualcuno dice che fanno apposta per avere soldi dalla NATO, dall'Europa, ma questi sono i soliti cattivoni. Così Kiev ora punta ad azzoppare Mosca perché ha cominciato a bombardare di lusso Kiev e ha beccato parecchi obiettivi. A Mosca non sono assolutamente contenti. Torniamo certo sull'argomento, non vi ho ricordato che siamo in diretta anche su Facebook, su YouTube e soprattutto sulla pagina Facebook di Lega Salvini Premier, e qui naturalmente grandi saluti a leghisti di ieri, di oggi e di domani o a semplici simpatizzanti che vogliono sentire qualcosa di diverso, grande come l'universo, e hanno scelto la rassegna stampa di Sammy Varin. Bravi, vi meritate. Ecco, adesso non so con cosa partire. Parto con i giornaloni tipo Corriere. O volete qualcosa appunto di diverso, grande come l'universo? Lo so, volete qualcosa di diverso e io parto con... No, non c'è l'Unità oggi, è lunedì, non ci sono i vostri giornali comunisti che tanto vi fanno arrabbiare, ma giustamente a volte dicono anche cose giuste, è vero. Allora, in mancanza d'altro, ecco il Fatto Quotidiano, che oggi è sacro Fatto Quotidiano, perché intervista Conte parla alla festa del fatto. C'è stata la festa del fatto, vedete che non lo sapevate. Vedi ad ascoltare Radio Libertà ste cose, non vieni a sapere che c'è la festa del fatto. Non in competizione ma uniti. Cosa vuol dire? Allora, che la frase di Conte, intervistato dal fatto alla festa del fatto, dal fatto alla festa del fatto, da sto campionando, col PD non alleati, ma al lavoro per mandare a casa Meloni and Company. Quindi, ancora una volta non siamo alleati, ma facciamo qualunque cosa pur di mandare a casa Meloni and Company. Santa polenta. Vabbè, d'altronde l'abbiamo capito. E la Schlein che dice giustamente non in competizione, ma uniti. Questa è l'apertura del Fatto Quotidiano, chiaramente da comprare se vi piace Conte, è minimo. Ma c'è anche l'intervista a Zagrebleski, guerre dei padroni. Io chiamerei il milite ignoto, vittima ignota, CSM, no al sorteggio, ridurre i membri a 9. Ma c'è anche Giuli che elogia la flotilla, alla festa Bellocchio, Golino, Insoglia, Occhipinti e sempre alla festa del fatto. Giuli che elogia la flotilla, capisce a me, dice ai suoi le BR non tornano
toni giù. Insomma, oggi è veramente prezioso il Fatto Quotidiano, quasi quasi mi alzo e vado a venderlo al semaforo. Giriamo pagina e andiamo, eh sì dai, vi meritate un giro su Libero, o preferite il Tempo? Dai, andiamo su Libero. Libero, vediamo un po' la... Oddio, Repubblica, oh, mamma mia. Dopo ci vado ragazzi, perché anche Repubblica è divertentissima. Devo dire che oggi tutti i quotidiani parlano di Lega, parlano di manovra economica, adesso si chiama legge di bilancio, non ci sarà la manovra economica, si intende una manovra per sistemare i conti, no, e si parla di legge di bilancio e tutti i giornali parlano dell'intervento di Giorgetti e di Salvini alla festa dell'UDC e chi è lì, ma soprattutto le novità che ci saranno in tema economico e che chiaramente porteremo a Pontida questa domenica 21 di settembre, quindi roba buona da non perdere. Pontida, e vi ricordo che sul sito legaonline.it ci sono tutti i pullman che partono da tutta Italia domenica prossima per portarvi sul Sacro Prato di Pontida in provincia di Bergamo. Attenzione, a Pontida passa anche il treno. Lo so, questo Sammy Varin ne sa una più del diavolo, pur di farvi venire a Pontida vi porta anche in treno, giurin giureta, ma non è che passa, c'è la stazione chissà dove, eccetera, è proprio lì di fianco al palco. Quindi il consiglio di Sammy Variniglio è quello di informarvi, soprattutto voi che magari il treno lo prendete con facilità. Io se dovessi prendere un treno mi metto a piangere, non so da che parte cominciare, ma se voi siete abitué dei treni, pensate seriamente di venirci a trovare questa domenica 21 settembre utilizzando il treno, anche perché appunto la strada da fare è minima. Scendete dal treno e arrivate sul Sacro Pratone, non fate code e sia per l'andata che per il ritorno il problema non c'è, possono esserci milioni di persone, come ci saranno certamente, a voi non frega assolutamente nulla. Fateci un pensierino. Chiaro che il pullman è più divertente perché siete tutti insieme con la sezione a voi più vicina, anche se magari non siete lettori della Lega ma siete semplicemente curiosi o volete passare allo stand di Radio Libertà ad acquistare i nostri gadget, con un piccolo sostegno economico anche di 5 euro vi diamo l'ombrellino di Radio i mestoli con su stampato Radio Libertà sono andati a ruba. Probabilmente siete come me che ne rompete uno al mese, per cui è meglio avere la scorta, e poi è un regalo carinissimo per la mamma, per la nonna, per la zia. Quando l'andate a trovare, portategli un mestolo. Vate catenca sul, si dice in torinese. Lo so che è una parolaccia, ma va benissimo. Vai a prendere sto mestolo e prendilo sto mestolo. Ne parliamo ancora, certo. Libero, sì, mi sto trastullando, ma mi piace. Libero di questa mattina, manovra in corso, arriva il nuovo fisco. Te l'ho detto, su tutti i giornali si parla di Lega, di Salvini, di Giorgetti, perché ci sono novità sul nuovo fisco. Giorgetti racconta la prossima finanziaria. In cantiere interventi sull'IRPEF e aiuti alle famiglie. Salvini, cambiare l'ISEE, i bonus vanno sempre agli stessi. Way alle 9 questa mattina. Dovremmo avere come ogni lunedì il capogruppo della Lega alla Camera e segretario della Lega Piemonte Riccardo Molinari. Chiaramente chiederemo a lui cosa bolle in pentola sul fronte economia e che cosa si sta preparando da portare a Pontida, perché sappiamo, lo diciamo da mesi, l'autonomia non può più aspettare, ne abbiamo parlato ormai seriamente con gli alleati. È chiaro, c'è un qualcosa che ci deve essere per tutti, ognuno mette sul tavolo la propria proposta, ma poi questa proposta deve arrivare, ci deve essere, deve diventare realtà. Sul fronte autonomia ci sono buonissime notizie e sono certo che il segretario della Lega Piemonte Riccardo Molinari e capogruppo della Lega a Roma ci potrà snocciolare qualcosa di interessante alle 9 di questa mattina.
Siamo in prima pagina sul Libero, prima lo invitano, poi lo insultano. Zangrillo prova che anche ai Dem prudono le mani. Hanno insultato Zangrillo, che dico io è stato anche coraggioso, perché non è certo del Partito Democratico, arriva dal centrodestra. Andare alla festa dell'unità, tu ci andresti. Ma insomma, dico, dopo i proiettili con scritto Bella ciao, e oggi se ne parla su molti quotidiani di questa violenza di sinistra, stanno diventando cattivi questi di sinistra, e magari uno ci fa un pensierino, dice ma facciamo un collegamento in video, e dice sul palco ho capito che i toni della politica sono fuori controllo, ha detto il ministro Zangrillo. Non è una cosa bella, certamente, per noi che facciamo informazione, ne abbiamo parlato anche ieri alla festa della Lega di Rovato, allo Spiedo Padano, e insomma c'era la Silvia, si sa, la Sardone quante volte è stata minacciata, ma finché si tratta di lei, diceva giustamente, ma anche la mia famiglia adesso la stanno minacciando. Dove si va a finire? Dove si va a finire? Minacce di morte. Non è normale tutto ciò, chiaro che è colpa nostra, è solo e soltanto colpa nostra, dice la sinistra, e ne vedremo qualche illustre partecipante a queste congiure. 3406709 non l'ho ricordato prima, ma questa è l'unica rassegna stampa, così la chiamiamo, così per dire, che vi dà modo di entrare in onda in qualunque momento dicendo la vostra. No, con la telefonata dopo le 9, ma adesso inviando un WhatsApp 340 6709 659 e potete dirmi ciò che volete su quello che vi sto relazionando. In questo caso sulla prima pagina del quotidiano Libero, che in centropagina ci ricorda con Antonio Castro quello che non torna nei conti della flotilla, i costi per le barche a vela verso Gaza. Sì, qualcuno ha preso pallottoiere, ha fatto i calcoli, non tornano. E insomma, capiamo che arrivano soldi dai posti più strani, dalla gente più strana, e soprattutto questo non condannare Hamas non ci piace, anche se, ripeto, è una roba bella, è un atto bello quello della flotilla, un messaggio bello, ma andare lì per gridare Palestina libera e non Hamas fora di ball, magari entrambe le due cose, sarebbe bello, no, soltanto Palestina libera. E sapendo poi che appunto troppa gente intorno ad Hamas sostiene questa flotilla, e allora non ci piace più, scusami, e che cavolo. Giorgetti, dai, entriamo subito nel quotidiano Libero. Giorgetti assicura: niente manovra correttiva, daremo aiuti concreti a famiglie e lavoratori. Il ministro dell'economia, intervistato dal direttore di Libero Mario Secchi alla festa dell'UDC, parla della finanziaria, possibili interventi sull'IRPEF e ipotesi rottamazione cartelle, previsioni macroeconomiche confermate. Paginone con Elisa Calessi quest'oggi sul quotidiano Libero, ma vi dicevo, qualunque giornale, tra i giornali quelli importanti acquistiate, si racconta cosa sta bollendo in pentola sul fronte finanziario con Giorgetti, ma guarda qua anche con Salvini. A pagina 3, Libero, la proposta della Lega. Salvini vuole la revisione del calcolo dell'ISEE. Togliamo la prima casa. Ragazzi, sarebbe una cosa stupenda, è una cosa stupenda. Chiaro che la coperta è corta, chiaro che Giorgetti giustamente puntualizza, non si può fare tutto. Si parlava anche, importantissimo, della rottamazione delle cartelle, per chi non è riuscito a pagare qualche rata, aveva rottamato, adesso gli si presenta di nuovo tutto il debito, e
bisogna cercare di fare anche questo. Come fare? Perché poi ci sono anche le proposte degli altri alleati del centrodestra. Il vice premier, cambiare le norme, parliamo del calcolo dell'ISEE, altrimenti i bonus vanno sempre agli stessi. Se hai comprato un bilocale facendo sacrifici, non sei ricco. Le dichiarazioni più alte in Trentino, le più basse in Sicilia e Campania. Non è possibile che aver comprato un monobilocale dopo una vita di sacrifici ti tolga la possibilità di accedere a un contributo pubblico. Ok? Dall'altra parte ci sono le proposte degli alleati, ad esempio Tajani, nuovo piano per la sanità. Noi siamo favorevoli a tasse sugli extra profitti. No, ho sbagliato, scusate, mi sembrava strano. Non siamo favorevoli, Forza Italia, non siamo favorevoli a tasse sugli extra profitti. Siamo quelli delle banche, chiaramente, cosa invece che vorrebbe fare la Lega, che sono cose del regime comunista. Così il vice premier forzista segretario azzurro ha risposto a una domanda sulla legge di bilancio a margine della 3 giorni dei giovani del partito. La sanità, invece, la sanità va migliorata. La sinistra per troppi anni ha prodotto i guasti, oggi il mondo è cambiato, sono cambiate anche le malattie, perché 20-30 anni fa non si parlava di salute mentale, ad esempio. Dobbiamo investire nella ricerca e nella innovazione. Quindi stiamo a vedere. Pensiamo invece che le banche o comunque le altre imprese devono pagare le tasse, devono dare un contributo allo Stato e ai cittadini in base alle loro possibilità. Questo si può fare con un dialogo e non con la minaccia. Ma va bene, dialoghiamo assolutamente. A proposito sempre di finanziaria e di quello che ci ruota intorno, fa un pastone il quotidiano Libero, ma sono tutte cose interessanti. 600 milioni di incentivi per l'auto elettrica. Voi che pensate, voi che avete una voglia pazzesca, che voglia di acquistare un'auto elettrica per poter entrare finalmente a Milano e parcheggiare gratuitamente dove volete, perché avete l'auto elettrica e probabilmente la lasciate anche lì perché poi finisce la ricarica. Sarà attiva a partire dal 15 ottobre la piattaforma attraverso cui si potrà accedere agli incentivi per l'acquisto di una vettura elettrica in sostituzione di una a motore termico. Ci volete cascare a questa cosa? Ma cascateci dentro, dai, boccaloni! Gli incentivi sono definiti dal decreto dello scorso 8 agosto, così come previsto. Niente, non lo leggo perché non ci interessa, sto scherzando naturalmente, però l'iniziativa finanziata con le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, PNRR, che mette a disposizione 597 milioni di euro. Ricordiamo che attualmente è ancora in vigore lo stop deciso dall'Unione Europea alla produzione di veicoli a benzina e diesel a partire dal 2035. E quindi vi conviene comprare l'auto elettrica. Sto cavolo. No, la compriamo. Io, lo sapete, ci scherzo sempre, questa è una rassegna stampa scherzosa, spirituosa. Io sono per l'ibrido. Se dovete comprare qualcosa perché proprio vi scappa da comprare qualcosa, compra. Oltre ai gadget di Radio Libertà a Pontida dal prossimo 21 settembre, comprate un'auto ibrida, non fate stupidate, ok? Miraco, devo farvi anche le prediche a quest'ora del mattino. Santa polenta. Giro la pagina, torniamo, poi su questa cosa, revisione del calcolo dell'ISEE, ci torniamo. Intanto, sempre su Libero, oggi l'intervista di Pietro Senaldi a Paolo Zangrillo. Insomma, su quel palco ho provato l'odio di questa sinistra, proiettili con scritto Bella Ciao. Guarda che oggi ne parlano tutti i giornali ancora, di ciò che è successo in America, a Kirk, di come è cambiato tutto da quel giorno dell'attentato. Perché abbiamo capito che non pensarla come loro, come quelli di sinistra, può portare a questa violenza pazzesca. Su quel palco ho provato l'odio di questa sinistra. Cosa ha fatto? Zangrillo è andato alla festa dell'Unità di Torino. Insomma, vai alla festa dell'Unità che a Reggio Emilia
hanno deciso giustamente quelli del PD di non invitare nessuno che non fosse del PD, perché hanno capito, altrimenti ci arrabbiamo, diceva un famoso film. A Reggio Emilia l'hanno capito, a Torino no, andate a invitare, ma lo sapete chi c'è in mezzo a voi, amici del PD, e dai, i progressisti ti tollerano solo se dici quello che piace a loro, cioè ti lasciano parlare finché dici quello che gli piace. Quando ha cominciato a parlare di Escatasuna, di Torino che non si riesce più a camminare tranquilli e devi avere la guardia del corpo, gliene hanno dette di tutti i colori. Come osi dire questa cosa nella bellissima, bella davvero, Torino? È peccato che sia amministrata ancora una volta dal PD. Sarà una campagna elettorale bruttissima. PD e compagni ora ammettano le loro responsabilità. Moderati? Qualcosa sta cambiando. Anche i più moderati a sinistra scadono in aggressioni becere. A Scatasuna mi hanno detto che se c'era qualcuno di Escatasuna, mi hanno detto che c'era qualcuno di Escatasuna e quando ho criticato la sanatoria urla Belluine. Solidarietà naturalmente da tutti, anche dalla Meloni. PD senza freni, risponde: ma è stato lui che ha provocato. Il PD, anziché scusarsi, insiste: non ci aspettavamo un susseguirsi di provocazioni con richieste improprie su cosa abbia fatto il PD per le periferie, ha spiegato il segretario Dem di Torino Mazzu. Giorgia Meloni, al contrario, ha espresso solidarietà a Zangrillo. Il confronto politico non deve mai trasformarsi in aggressione verbale. È chiaro che, signori, è il caso di acquistare oggi il ministro Zangrillo. Lo acquistiamo andando in edicola, siamo un po' tutti Zangrillo, e prendendo in mano il giornale Libero che oggi lo intervista. Un caso che prova come anche ai Dem prudono le mani. Io direi quasi solo ai Dem. Certo, sotto la bandiera della pace si mostra il macete. Alla festa dell'unità, chiaramente. Vabbè, guardate che non sto sparando cazzate. Ogni cazzata che dico ha un suo fondamento. Vuol dire che l'ho letto sui giornali, perché io sono la rassegna stampa. Sì, sono una rassegna stampa parlante. Mi viene in mente la Barbie, te la ricordi? La bambolina che schiacciavi, c'era dentro il disco e diceva le cosettine. Che storie, che tempi. Beh, io avevo chiaramente il Big Jim, perché mi avete preso il Big Jim che gli schiacciavi sulla spalla e faceva il karate. La Meloni infiamma Vox nel nome di Charlie e rilancia la battaglia contro i migranti irregolari. L'Assemblea di Madrid, il Presidente del Consiglio ha parlato alla kermesse degli identitari iberici, un discorso in cui ha disegnato un'Europa diversa e ricordato l'attivista statunitense, un giovane padre che ha pagato con la vita il prezzo della sua libertà. Si parla di aggressioni, certo, si parla di aggressioni su molti giornali quest'oggi, sì, giornali non di centro-sinistra, quelli di sinistra parlano di come sia la destra che provoca, ok? Sì, ma mi ha provocato, l'ho dovuto uccidere. Il dossier di Fratelli d'Italia, siamo sempre su Libero con Lorenzo Cafarchio che scrive: dalle aggressioni anarchiche ai deliri di Dibba, gli ultimi 3 anni di violenze contro la destra. Qualche riga, ma dovete leggerlo. Nel mondo globalizzato ogni fatto ha una cassa di risonanza assoluta. Il caso dell'orrenda morte dell'attivista influencer Charlie Kirk non è uscita da questo schema. Parliamo di libertà di parola, di confronto, ma principalmente di agibilità politica. Per questo il secondo dopo lo sparo di Tyler Robinson, non solo gli USA, ma tutta l'Europa sono state attraversate da un fremito di polemiche e l'Italia non è stata da meno. Una nazione, la nostra, che conosce da vicino la violenza politica e che ha visto dall'alba dei tempi, da Romolo e Remo per intenderci, episodi di vera e propria guerra civile flagellare gli italiani
e quelli post 1861, ma anche quelli prima. Ci sono tanti esempi che si fanno quest'oggi, ma per conoscerli dovete acquistare il quotidiano Libero, che svela come anche il Papa, signori, persino il Papa ha bocciato l'ONU. Il Papa è stato intervistato dal quotidiano statunitense Crux. Il Papa boccia l'ONU, non serve a nulla. Per Leone XIV, le Nazioni Unite hanno perso il ruolo multilaterale e la democrazia non è la soluzione perfetta. Interessante. Sul fronte est, Kiev colpisce treni e raffinerie di Mosca, droni in Romania, Mar Nero insicuro, Bucarest e l'Unione Europea lanciano l'allarme sulla stabilità della regione, escalation di velivoli, ennesima violazione della nostra sovranità, Meloni contro Putin, non vuole la pace. Daniele Dell'Orco quest'oggi sul quotidiano Libero, che trova spazio anche per la Salis. La Salis trova il suo giudice a Torino, la Corte d'Appello dà ragione a chi occupa. In Val di Susa inquilini abusivi ma non troppo. Per 2 volte il Tribunale piemontese non ha condannato gli attivisti accusati di essere entrati irregolarmente nella casa cantoniera di Ux. Aiutano i migranti in stato di necessità. E l'eurodeputata cosa risponde? Avanti così. Mi fermo perché c'è la pausa. Ogni mezz'ora Sammy Varin lancia un artista indipendente. Oggi la bravissima Anna Panzanelli da Perugia, canto e pianoforte, classico e jazz, figlia d'arte. Oggi la Panzanelli è una giovane stella che va alla grande in piccoli e grandi club della sua regione, l'Umbria. Tra pochissimo torno in diretta con i vostri messaggi che stanno arrivando al 340 6709 659, ma soprattutto parleremo di Zuncheddu, già, l'ex pastore sardo che ha trascorso 33 anni in carcere da innocente, chiaramente ha chiesto un risarcimento, non gli è arrivata ancora una lira. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. So che c'è qualcosa che a volte cede tra di noi, basta solo una parola più scarpata e te ne vai, come fossimo su un filo disteso sopra un mare blu, senza avere più l'ossigeno ma le ali per scappare da noi. So che anche tu conosci questa sensazione, mi parli del passato senza una conclusione, ma se mi parli io ti guardo e nasce il desiderio in me di tuffarmi giù nel mare, di non respirare più. Come fossimo su un filo disteso sopra un mare blu, è un difficile equilibrio, è facile cadere giù, e mentre parli io ti guardo e nasce il desiderio in me di non respirare ancora, di non respirare più. Io sarò sempre immersa nel tuo mare, anche se in un attimo potrei affogare. Io sarò sempre immersa nel tuo mare, in apnea non potrò più respirare.
A volte mi riempio di una rabbia sorprendente, ma che serve a arrabbiarsi? È un inutile tormento, ma è difficile evitare, più semplice arrendersi a un dolore che continua silenziosamente a ridere di noi. È una medicina amara che si scioglie solo se non abbiamo più paura di soffrire insieme, come fossimo su un filo disteso sopra un mare blu. È un difficile equilibrio, è facile cadere giù, e mentre cado poi mi tuffo e nasce il desiderio in me di non respirare ancora, di non respirare più. Io sarò sempre immersa nel tuo mare, anche se in un attimo potrei affogare. Io sarò sempre immersa nel tuo mare, in apnea non potrò più respirare. Che qualità, ragazzi miei, che qualità e che voce! Anna Panzanelli da Perugia, canto e pianoforte, classico e jazz, molto strumento, certo, ma anche, vedi, anche un intero album in cui canta. Sembra giovanissima, diceva Francesco in regia, ma lo è effettivamente, Gaminga Sedesan, però veramente penso che sia tra i 20 e i 30, giovanissima, tutta da scoprire musicalmente perché è sconosciuta a livello nazionale e gira soltanto spesso e volentieri nella sua Umbria. Il consiglio del Sammy Varin, quando sentite questi artisti e qualcuno vi sembra interessante, semplicemente digitatelo su YouTube, Anna Panzanelli. Così facendo vi viene fuori tutta la sua produzione, che sia cantata, che sia soltanto strumentale. Ci sono dei video molto belli, molto eleganti, e scoprite un artista nuovo, magari anche da far conoscere a parenti e amici dicendo: guarda, senti qua cosa ho sentito su Radio Libertà, l'unica radio che non trasmette la solita musica, ma trasmette tutta un'altra musica. E trasmettiamo anche la voglia di stare insieme. A proposito di voglia di stare insieme, ho appena finito di condividere la mia rassegna stampa su Facebook e su YouTube, quindi oltre che sulla pagina di Lega Salvini Premier, che salutiamo e ringraziamo per riprodurci ogni giorno, siamo in diretta anche sulla pagina di Sammy Varin, Samuele Sammy Varin, eccetera, eccetera, ma Francesco, fai vedere cosa è successo ieri, guarda qua, sulla mia pagina Facebook c'è già la condivisione della festa che c'è stata ieri a Rovato in provincia di Brescia. E Minimo, guardalo qua il Sammy Varin, sono sempre qua con in mano il microfono che poi cedo agli amici della Lega, quelli di Rovato, in questo caso quelli della provincia di Bergamo, che sono più tosti che mai, della provincia di Brescia e di Martinengo, dove la Lega è risorta alla grande, ma soprattutto, signori, tutti voi che avete partecipato allo spiedo padano di ieri, dalla Silvia Sardone a Massimiliano Romeo, i big della Lega, ma anche sindaci, consiglieri comunali e chi ha parlato di buona politica, chi ha capito ancora una volta che la Lega è buona politica. Ma che bello che sono, ma che bell'uomo che sono, orco cane, con la maglietta di Radio Libertà, naturalmente. Mi troverete a Pontida domenica prossima, 21 settembre, mi potrete riconoscere da due cose: la maglietta di Radio Libertà e chiaramente i capelli molto lunghi. Da lì mi vedete da lontano, se poi ci dovesse essere il sole, lo sapete, io risplendo. Grazie anche a Emanuele Manessi per aver condiviso questa bella immagine di noi due.
ma poi saranno centinaia e centinaia le fotografie che faremo insieme nella Pontida domenica prossima. WhatsApp, certo, chi mi sta scrivendo? 340 6709 659. Buona trasmissione da Enzo, che se ne va, mi saluta. Non ho capito se mi saluti perché ci sei o se no, perché in molti magari giustamente ci sono solo per 10 minuti, un quarto d'ora, poi arrivano in ufficio. Tranquilli, vi ricordo che questa rassegna stampa, perché è bella, va in onda in questi giorni anche la sera dalle 18 alle 20, perché siamo ancora in palinsesto estivo, per noi le vacanze si prolungano e quindi potete risentire quello che vi siete persi questa sera dalle 18 alle 20. Inoltre sul sito radiolibertà.net, cliccando podcast, ci sono tutte le trasmissioni principali della radio e quindi potete risentirle, scaricarle e sentirvele quando volete, anche come Ninna Nanna. Ascolta, ho una idea per te, si potrebbero mettere in palio. Cos'è che vuoi, cavalli? Gli stalloni padani. Oh, ma mi fa piacere. Questo è uno che fa equitazione. Bene, le mutande, eccomi, qualcuno mi ha chiesto come sono andate le mutande, perché tra i gadget che abbiamo di Radio Libertà ci sono anche le mutandine da uomo e da donna. Oh, le abbiamo praticamente vendute tutte. Un sostegno, un obolo di 5, 10, 15, uno ci ha messo anche 50 euro per un paio di mutande, porco cane, ma no, è il sostegno, è l'idea di aiutare una radio che dice cose diverse, che fa un'informazione diversa da quella di sinistra, delle corazzate del PD. Beh, un sostegno glielo dai, magari portando a casa una sorpresa per tua moglie, per tuo marito, le mutande con scritto libertà sul culo, ed è una roba secondo me ok, sì. Devo fare l'errata corrige. Attenzione, attenzione, per chi viene a Pontida con il treno non c'è più. No, c'è, però in questo periodo il treno non passa proprio da Pontida a Pontida. La linea tra Ponte San Pietro e Lecco è interrotta. Quindi quelli che venivano da Milano possono arrivare a Ponte San Pietro e poi ci sono i pullman sostitutivi verso Lecco e che portano naturalmente anche a Pontida. Ok, ecco, no, lo dico giustamente. Ieri prima ho detto che c'è il treno che passa da Pontida. A Pontida c'è il treno che arriva lì di fianco, ma non arriva. Oh, che sfiga proprio adesso. Non cominciate a dare la colpa a Salvini, non date la colpa a Salvini, stiamo rimettendo a posto tutta l'Italia. Può capitare che ci siano dei lavori in corso, porca paletta. Comunque ci sono i pullman sostitutivi. Giorgetti, vuoi aiutare famiglie e lavoratori? Semplicissimo e rapido. Togli l'IVA dai generi alimentari e dalle bollette. Chiaro, dice Marco? Certo, chiaro, ma togliamo tutto e facciamo fallire l'Italia e via andare. Si potesse, caro Marco, si potesse anche le accise dalla benzina, togliamo anche le accise, facciamo il blocco navale. Qualcuno lo sta ancora dicendo alla Meloni, è vero? LL, che siano giudici politici loro seguaci, sinistri lobotomizzati, omne sunt cum grilletto facile. No, c'hanno tutti il grilletto facile. Non avete idea di cosa avete scatenato. Charlie Kirk vive. Ragazzi, ci arrivano questi messaggi che ti fanno venire i brividi, ma è vero, e noi dobbiamo farlo democraticamente perché non siamo come loro. Non ho capito, Zangrillo è stato invitato dai pidioti o ci è andato per conto suo? Marco, dai, non penso che insomma sì, si erano messi d'accordo per invitarlo. Dici che si è sistemato lì sul palco e non se ne andava più. La sinistra non ha ancora realizzato che la destra odierna non ha nulla a che vedere con il fascismo storico debellato 80 anni fa, ed estremisti che sono più che altro bulli ignoranti. Basta ascoltare gli strafalcioni della Schlein per capire il basso livello di preparazione politica. Ciao Sammy, da venerdì ad oggi
ti vedo ingrassato. Cos'è successo, Luca? Luca, non fare lo spirituoso. Allora, sabato ero al Cantabrianza, sabato sera ero qui in Brianza, appunto, Cantabrianza e Brianza, a fare da giudice e non ho cenato. Ieri ero allo Spiedo Padano e diciamo che un po' di spiedo l'ho mangiato, ma non troppo, perché poi come al solito non mi fate mangiare. Uno viene lì a fare la foto, l'altro mi chiede sta cosa, quell'altro vuol comprare il gadget e mi son portato la schiscetta a casa, solo che a casa appena entrato con il pacco in mano con lo Spiedo Padano dentro ho trovato tutti che erano lì a guardarmi. Tabata, Elia, mia moglie Marta mi hanno guardato e mi hanno chiesto: che cos'hai lì dentro? E io, ma niente del... sì, il profumo si sentiva da lontano e quindi lo Spiedo Padano anche in versione schisceta e vabbè, diciamo che ho sentito era un buon profumo. Oh, aspetta, questo mi gira, dai, possiamo inquadrarlo. Ti giro una tranquilla domenica bolognese. Che cos'è successo a Rio Veggio, in provincia di Bologna, proprio ieri, domenica 14 settembre? Vediamo un po'. Quella, ragazzi, un immigrato completamente impazzito. Un immigrato completamente impazzito ha scatenato le ire dei residenti e c'è un po' di nervosismo, in effetti, c'è un po' di nervosismo, c'è la polizia. Il problema è che l'immigrato viene lasciato libero di scatenare la gente, poi naturalmente la colpa è nostra, se soltanto lo sfiorate assolutamente. Ci sono e ti sopporto, mi scrive Enzo. Hai sbagliato, era ti supporto, era questo Enzo che volevi dire. Grazie ai complimenti. No, questo scriveva proprio ti sopporto. Bene, Zuncheddu a tutti voi, siamo tutti Zuncheddu, ragazzi, non scherziamo, ma con questi magistrati io c'ho una FIFA boia, perché cioè siete gentili e carini con me, non mi querelate perché sapete che scherzo eccetera, ma se ti dovessero querelare o denunciare, che va in mano al giudice, cioè guardano un attimo, Sammy Varin, tessera RIA dal 1987, questo solo e soltanto Lega, nato nelle prime radio libere, poi è partito per la tangente con la Lega, è andato a lavorare a Radio Padania Libera, era in Bellerio quando è arrivata la polizia a cercare le carte dei secessionisti. Perché dico queste cose? Che poi ti vai a inguaiare, se vai in mano al giudice sbagliato, cosa che è successa a tale Zuncheddu. L'ex pastore sardo ha trascorso 33 anni in carcere da innocente. Bene, il risarcimento bloccato dalla burocrazia. Signori, non possiamo che protestare, non possiamo che rompere le scatole. Lo sappiamo che la burocrazia l'ha inventata il PD, niente di nuovo, però in questo caso c'è uno Stato italiano che si deve svegliare. Certo, mi dispiace che sia andato dal Partito Radicale, no scherzo, anzi il Partito Radicale è uno dei pochi movimenti sempre dalla parte di chi si trova in carcere, molto spesso chi si trova in carcere ha fatto qualcosa, alcune volte non ha fatto niente e ci resta per 33 anni, aspetta un risarcimento. Possiamo darglielo questo risarcimento? Visto che la nostra radio è ascoltata da molta politica di centrodestra e non soltanto da molti parlamentari, rompiamo un attimino le balline, ve lo dice Sammy Varin di Radio Libertà e non di Radio Radicale, assolutamente. Ancora su Libero, ragazzi, l'orrore che viene pubblicato anche da altri giornali, ma qui ci viene
veramente da vomitare, dodicenne abusata, filmata, ricattata per 7 mesi. È successo a Sulmona. Siamo in Abruzzo, uno ha 18 anni, l'altro appena 14. Lo scrive e lo specifica il quotidiano Libero, cosa che non fanno altri quotidiani. Gli autori di queste schifezze sono entrambi stranieri. Il primo ha origini tunisine, il secondo magrebino, però nati in Italia. In Abruzzo fanno parte della stessa comitiva di amici della ragazzina di 12 anni che per 7 mesi hanno violentato a turno, filmando gli stupri, costringendola a rapporti sessuali, condividendo quel video intimo della vergogna. Una storia di orrori inaccettabili, quella che arriva da Sulmona, cittadina di provincia, 21.000 abitanti, dove ci si conosce un po' tutti e tutti oggi sono sconvolti. Chiaramente, signori, non abbiamo parole per giustificare queste cose che non si possono giustificare. Il fatto che questi siano stranieri ci fa ancora di più arrabbiare, ma ricordate che questi stranieri dettano legge poi ai nostri ragazzi e insegnano loro come ci si comporta. Già, come fanno loro dobbiamo fare. Se preferite, Luca Puccini ci racconta un'altra storia, sempre oggi su Libero, ma sono le storie del giorno. Oggi ne parlano tutti i quotidiani, alcuni celando i veri autori. Cos'è successo in un parco pubblico di Roma? Anche qui incredulità tra i genitori e i compagni, picchiato da una baby gang mentre festeggia i 9 anni. 9 anni! Un ragazzino è stato poi operato al volto. I suoi aggressori hanno tra i 7 e gli 11 anni e provengono da famiglie non italiane. Ma che cazzo vogliono questi da noi? Ma che cosa vogliono? Vogliamo diventare un po' più cattivi, che non vuol dire menare le mani, perché noi le prendiamo sempre, a partire da noi della Lega. Tra poco vi parlo anche degli attentati verso la Lega degli ultimi mesi, sezioni della Lega nel mirino. No, dobbiamo essere più cattivi mettendo delle leggi più cattive, facendole rispettare, facendo capire a questi che non è casa loro. Tu dici no, ma sono nati in Italia, no, se fai così questa non è casa tua, assolutamente. Milano Cortina, signori, ormai è un countdown. A Bergamo sport e cultura si sposano per le Olimpiadi. Bella questa cosa di parlare del territorio parlando di Olimpiadi. Oggi il quotidiano Libero, pagina 16 e 17, parla di Bergamo proprio parlando delle Olimpiadi di Milano Cortina. È un'idea bellissima, certamente. Fare squadra significa anche questo, invitare amici, parenti dicendo dai cavolo ci sono le Olimpiadi, che fai? Vienimi a trovare, abiti giù al sud, vieni qui al nord, dai, stiamo insieme, giriamo un po' la zona delle Olimpiadi, anche se avete amici stranieri, è un'idea bellissima visitare l'Italia per vedere le Olimpiadi. E cominciamo a fare un po' di bella pubblicità al nostro bellissimo paese, soprattutto in questo caso al nord, con la T finale, nord. Mollo il quotidiano Libero, vado sul Corriere, la prima pagina in centro, pagina Kiev attacca, raid e i sabotaggi. Offensiva in territorio russo, colpite la raffineria di Karischi e le ferrovie. Zelensky, sono le sanzioni più efficaci. Capito? Un drone di Mosca sconfina in Romania, l'Unione Europea minaccia la sicurezza. Nella solita notte di attacchi dei droni di Mosca in Ucraina, con la Polonia di nuovo in allarme, uno sconfinamento russo in Romania, l'esercito di Kiev colpisce una delle più importanti raffinerie e 2 linee ferroviarie russe nella regione di San Pietroburgo, raid strategici per l'azzoppamento dell'armata di Mosca. Prima pagina sul quotidiano Il Corriere. Caso Kirk, Meloni accusa ancora la sinistra. Schlein rilancia la sfida. Vi batteremo. Non si placano le polemiche dopo l'omicidio di Charles Kirk. Ieri la veglia a Washington. In Italia si accende lo scontro politico. Sappiamo da che lato sta la violenza,
ma non ci lasceremo intimidire, attacca la premier Giorgia Meloni. La segretaria Demsline lancia la sfida: vinceremo prima le regionali e poi le politiche. Oh oh! Oggi Lilli Gruber sul Corriere, ma non ve la leggo l'intervista, no, non voglio farvi stare male di prima mattina, state facendo colazione, lo so. La premier venga a 8:30. Secondo voi ci va la Meloni a 8:30? Aldo Cazzullo intervista Lilli Gruber oggi sul Corriere: il rifiuto del confronto è un segnale di debolezza. Giorgia Meloni venga a 8:30, riparte la sua trasmissione. Lilli con gli orecchini o senza? Chissà quali indosserà stasera. Si confida con il Corriere. Pissi pissi bao bao. Trump, Kirk, Gaza, l'intelligenza artificiale, Sinner, ragazzi, è intervista sul Corriere a Lilli Gruber da non perdere. Anche sul Corriere di spalla si parla di Sulmona, gli abusi, i video, una dodicenne ricattata per mesi da 2 ragazzi. Avrebbero abusato per 2 anni di una bambina che oggi ne ha compiuti 12 di anni. Avrebbero filmato le violenze per ricattarla e costringerla al silenzio, salvo poi rilanciare i video nella chat degli amici di Sulmona. Giovani anche i 2 aguzzini ora in cella, uno a 18 e quell'altro 14 anni. È finito l'incubo, ha detto la vittima. Ma voi avete capito se per caso sono stranieri questi? Figli di stranieri? Non lo specifica in prima pagina il Corriere. Vado, certamente vado all'interno del Corriere a fare un giretto, per fortuna, certo, non c'è solo quello, ma c'è qualcosa che più mi interessa. Eccolo qua, a proposito di violenza, a proposito di libertà, pagina 9, teorie del complotto, rabbia ed esaltazione, la morte dell'influencer scatena l'odio sulla rete, siti inondati dalle reazioni, chi gioisce e chi piange per l'omicidio. Avete capito bene, la vedova, quello che ha detto, non sapete quello che avete scatenato. Attenzione, questo articolo di Michela Rovelli è proprio da leggere perché ti dà una fotografia di ciò che sta avvenendo in queste ore sul web, e voi che magari internet non lo frequentate se non per pochi istanti, dovete farvi un'idea. Stanno succedendo cose, ma Silvia Morosi ci fa anche un'altra fotografia, ragazzi. Già! Vi ricordate cosa c'era scritto sulle pallottole che hanno ammazzato Kirk? Bella ciao! Lo so, ci dispiace, però che cosa sta diventando questa canzone? Silvia Morosi oggi sul Corriere racconta la metamorfosi di questa canzone, che è diventata da simbolo della resistenza, scritta a maiuscolo, alla serie TV, ai videogame. Metamorfosi di Bella Ciao. Così il canto è finito sulle pallottole del killer di Kirk. Qualche riga. Uno dei versi di Bella Ciao era scritto in italiano su una delle cartucce non sparate dal presunto assassino di Charlie Kirk, come riferito dalle autorità USA in conferenza stampa, ma siamo sicuri che il killer conoscesse davvero il significato dietro questo brano e non lo abbia usata invece come semplice slogan di protesta? Qualche dubbio viene almeno alla Silvia Morosi del Corriere. Conosciuto come inno di rivolta dei partigiani italiani contro gli invasori nazisti e i loro alleati nella seconda guerra mondiale, negli anni si diffuso in tutto il mondo, perdendo il suo legame storico o spesso anche politico con il canto di saluto destinato alle proprie amate prima di partire per la battaglia. Bella Ciao è stato intonato ad esempio dalle donne kurde combattenti in Kobane, che hanno difeso la loro terra dal Daesh, dal movimento Occupi Wall Street nelle proteste dell'ottobre 2011, nelle manifestazioni contro Erdogan in piazza Taksim a Istanbul nel 2013, dal movimento delle sardine.
e anche dal Friday for Future, senza dimenticare quanti lo hanno riproposto come simbolo di speranza durante la diffusione del Covid. Mi fermo, scusate, non ce la faccio oltremodo, se vi interessa, oggi sul quotidiano Il Corriere, che si occupa naturalmente anche di Zangrillo e gli insulti alla festa dell'unità, un clima avvelenato, Ragazzi, Torino, la replica degli organizzatori, ma è lui che ha provocato, capisci? Così come provocava anche Kirk, certo, diceva cose che non piacciono alla sinistra. Va bene, no, certo, giro pagina, però oggi il Corriere è veramente potente su molti argomenti, l'economia naturalmente con Giorgetti. Paginone, pagina 16 del Corriere su Giorgetti e su Salvini. Il taglio IRPEF resta un obiettivo. Salvini rivedere l'ISEE. Il titolare del MEF: ogni tanto freno per arrivare a destinazione, e potrebbe esserci una frenata perché, come vi dicevo, la coperta è corta e certamente le richieste della Lega sono tante. Io sono quello che dico: aiutiamo gli italiani che non riescono a pagare le tasse. Chi si perde una rata con la rottamazione deve ricominciare tutto da capo. Aiutiamo questa gente che ha fatto la dichiarazione dei redditi ma non è riuscita a pagare le tasse. Poi anche questa cosa dell'ISEE, chi ha una prima casa è riccastro, è forse il caso di rivederla? Se ne parla oggi sul quotidiano Il Corriere, con un bel paginone molto utile. Purtroppo poi si ritorna alla schifosissima cronaca. Avete sentito questa notizia? Anche questa. Oggi i giornali sono poveri, nel senso che trattano tutte le poche notizie brutte che sono saltate fuori. Calci e sprangate al compleanno, bimbo aggredito da baby gang. Attenzione, anche qui ragazzi, nelle titolazioni, e fai fatica anche a trovarli nell'articolo, non si specifica che sono ancora una volta figli di immigrati. Roma, il piccolo di 8 anni è in ospedale, picchiato da 3 fratelli, il più grande è un 11enne e non si fa cenno assoluto. Dove trovo che sono figli di immigrati, ragazzi? Tu dici, ma è così importante? Abbastanza, perché mi fa incazzare il fatto che questi vogliano spadroneggiare tra i nostri figli, facciano capire come soltanto la violenza ti permette di sopravvivere in questa società. Altra notizia drammatica, e anche qui non c'entra niente gli immigrati, signori, ma ci mancherebbe altro, però che cavolo, cioè questo si voleva suicidare, si lancia dal balcone e uccide una signora che stava passando. Cerchiamo di capire. Si lancia dal balcone di casa e finisce addosso a una condomina, provocandone la morte. È successo ieri pomeriggio in via Fratelli di Dio, periferia di Milano. Un uomo di 70 anni ha tentato il suicidio lanciandosi dal 4º piano nel cortile interno allo stabile. Casualmente, proprio in quel momento passava una donna, Francesca Manno, 83 anni, che abita nello stesso palazzo. Un impatto che non le ha lasciato scampo, è morta. Lui invece è in codice rosso, ma non sarebbe in pericolo di vita. Rimani a bocca aperta. Chiudete la bocca perché c'è la pausa, la pubblicità, ma poi torniamo in onda, signori, con una bella versione della canzone storica ormai, La mia storia tra le dita, questa volta interpretata da Matteo Bocelli con Gianluca Grignani. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Il meteo.it presenta le previsioni del giorno. Alta pressione dominante sull'Italia in questo inizio di settimana. Nella prima parte della giornata tutto sole da nord a sud, con i cieli che risulteranno quindi sereni ovunque, senza particolari disturbi da segnalare. Nel pomeriggio non sono attese variazioni degne di nota, bel tempo e clima gradevolmente tardo estivo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
Avete ascoltato le previsioni del giorno. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Un saluto agli ascoltatori da Alberto Acerbis, ciao a tutti, ben ritrovati. Allora, andate, se volete, visitare il nostro sito olioacerbis.com, perché noi siamo in raccolta della bava di lumaca in questi giorni e prepariamo tutto quello che riguarda il mondo elicoidale della chiocciola. Quindi è disponibile lo sciroppo alla bava di lumaca bronco free per la tosse grassa e la tosse secca, è disponibile gastro free per chi soffre di reflusso gastroesofageo, è disponibile tutta la linea cosmetica per l'inverno alla bava di lumaca, la conoscete benissimo, la Rimas, una crema straordinaria, chiaramente certificata da BioCert Italia, un prodotto biologico. Quindi il mio consiglio stamattina è questo: se avete tempo, se volete, olioacerbis.com, andate a vedere la sezione della cosmesi oppure dell'integrazione, ritrovate un mondo straordinario. Se devo, se posso, se mi va, se volete ascoltarmi, vi voglio bene lo stesso, andate e leggete bene per quanto concerne lo sciroppo alla bava di lumaca e bronco free. Guardate, questo è un prodotto che noi produciamo e consigliamo da 22 anni. Chi ci segue da tanto tempo lo sa, forse anche di più. Quindi olioacerbis.com, sezione, se volete l'olio lo ordinate, se volete i prodotti alla bava di lumaca, compreso gastro free per chi soffre di gastrite, chi soffre di reflusso gastroesofageo, e in modo particolare dovete focalizzarvi secondo me su bronco free. Leggete e poi potete ordinare anche da lì. olioacerbis.com. Scrivete come ci è conosciuto Radio Libertà, perché io vi faccio un bellissimo regalo, perché lo meritate. Grazie, buona mattina, in alti cuori, avanti tutta, Maimula Tenardur, ci vediamo alla prossima. Ciao. Giorno migliaia di notizie ci raccontano i fatti che accadono in Italia e ogni giorno c'è una voce fuori dal coro. Quotidiano di Sicilia, il quotidiano d'Italia, l'informazione che ribalta i luoghi comuni, una vera visione dei fatti, l'Italia vista da sud. Ogni siciliano che vive in Italia e nel mondo è una risorsa, è protagonista della crescita della nostra nazione. Dai forza alla crescita della nostra isola, abbonandoti al QDS digitale più archivio a soli 99 euro anno. Quotidiano di Sicilia, il quotidiano d'Italia, una scelta di valore. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Sai, penso che non sia stato inutile stare insieme a te. Ok, te ne vai, decisione discutibile, ma sì, lo so, lo sai. Almeno resta qui per questa sera, ma no, che non ci provo. Stai sicura? Può darsi già mi senta troppo solo, che conosco quel sorriso di chi ha già deciso. Quel sorriso già una volta mi ha aperto il paradiso. E c'è una cosa che io non ti ho detto mai: i miei problemi senza te si chiamano guai. Ed è per questo che mi vedi fare il duro in mezzo al mondo per sentirmi più sicuro. E se davvero non vuoi dirmi che ho sbagliato, ricorda, a volte un uomo va anche perdonato. E invece tu non mi lasci via d'uscita e te ne vai, la mia storia fra le dita.
si dice che per ogni uomo c'è un altro come te. E al posto mio, quindi troverai qualcun altro uguale, no, non credo io. Ma questa volta abbassi gli occhi e dici: noi resteremo sempre buoni amici. Ma quali buoni amici maledetti? Un amico lo perdono mentre a te ti amo. Può sembrarti anche banale, ma è un istinto naturale. E c'è una cosa che io non ti ho detto mai: i miei problemi senza te si chiamano guai. Ed è per questo che mi vedi fare il duro in mezzo al mondo per sentirmi più sicuro. E se davvero non vuoi dirmi che ho sbagliato, ricorda, a volte un uomo va anche perdonato. E invece tu non mi lasci via d'uscita e te ne vai con la mia storia fra le dita. Na, na, na. È un paragone potente, hai la mia storia tra le dita. Ed è anche una cosa particolare che in questo periodo tutti ricantino questa canzone, ma è veramente particolare, bellissima, ci mancherebbe altro. La mia storia tra le dita fu un successo del grande Gianluca Grignani, negli ultimi anni un po' in declino per problemi suoi, alcolismo, droga, non ci stiamo neanche lì a pensare, ci mancherebbe. Ognuno di noi ha problemi nella propria esistenza, una persona che si vuole rilanciare, vuole ricominciare e magari lo aiutiamo anche così facendo. Incredibile che tutto avvenga nel giro di pochi mesi e che la sua storia, la mia storia tra le dita di Gianluca Grignani, sia cantata da alcuni big. Questo è il figlio di Bocelli. Matteo Bocelli, ragazzi, che tu dici, ma che cacchio è? Questo sta girando il mondo in tournée, bravissimo, elegantissimo, figo e figlio di Bocelli, per cui qualche diciamo qualcosina ha imparato forse, o sta imparando, ma non soltanto lui. La mia storia tra le dita è stata ricantata anche da Laura Pausini, è uscito proprio in questi giorni sto pezzo. Oh, ma è pazzesco! E l'altra settimana che versione ho mangiato? Ho mangiato quella di Franco Simone. Ce la siamo slurpata anche questo, nuovissimo, dal nuovo album dello storico cantante Franco Simone, Lascia che sia respiro, anche lui ha ricantato la mia storia tra le dita. È un caso, ma chi lo sa? Da giornalista non posso non dirvelo. Buongiorno da Sammy Varino, come stiamo? 8:41, buongiorno anche a chi ci segue in replica la sera, certo, dopo le 18. Tanti WhatsApp, vi ringrazio, al 340-6709-659. Tanti amici che mi scrivono, c'ero anch'io allo Spiedo, grazie Sammy, eccetera. Ieri abbiamo avuto lo Spiedo Padano a Rovato, in provincia di Brescia, in quasi 300 a mangiare e bere, ma soprattutto a comprare, certo, con un piccolo obolo, un sostegno economico a Radio Libertà. Vi siete portati a casa di tutto e il gadget più richiesto, devo dire ancora una volta, è stato il portachiavi bruciacchiato con la mia effigie. Siete dei deficienti, perché ridendo e scherzando vi riempite della faccia di Sammy Varin, ma dell'autografo di Sammy Varin. Oh, ti è, portate, no? Quello diventerà il nuovo Kirk. No, io sono quello dell'Enterprise, no, non quello che è morto. No, scherziamo. Chiaro è che chi sostiene Radio Libertà
non solo le nostre idee, ma la nostra libertà, che è anche la vostra libertà, verrà a Pontida questo 21 settembre, questa domenica che arriva, con uno dei tanti pullman che partono da tutta Italia, e verrete a cercare il gazebo di Radio Libertà con il cappellone Sammy Varin e vi porterete a casa qualche cosa. Se poi volete il portachiavi bruciacchiato con la mia faccia, meglio ancora, ma ci sono gli ombrellini di Radio Libertà, gli orologi di Radio Libertà da appendere in cucina o in taverna. Insomma, diamoci da fare perché abbiamo le pezze al culo. Anche i preti, chi se la prende coi preti? Anche i preti, senti qua, di ogni grado, sono sempre dalla parte dei delinquenti stranieri. Se dici qualcosa contro di loro ti mangiano. Sei razzista, non parlano mai delle violenze e degli stupri che commettono ai danni dei nostri figli e non solo. Parlano sempre di poveri e dei cattivi ricchi, però ti chiedono soldi. Sarà per quello che a messa ci va sempre meno gente, è vero, ci vorranno secoli e una giustizia giusta attualmente defunta perché gli invasori stranieri e i loro discendenti possano civilizzarsi. Sarà dura veramente, sarà dura veramente. Ho letto che il ragazzo che ha ucciso il pupillo della destra americana è fidanzato con un trans. Mi sono perso qualcosa, Enzo? Guarda, non sto approfondendo perché sennò mi arrabbio. Mattarella, che interviene sempre a dire delle cose che potrebbe anche farne a meno, ma su Zuncheddu cosa dice? Non dice niente, non ha niente da dire ai suoi amici magistrati che lui è il padrone. Bravo Beppe, è vero. Speriamo, perché questo Zuncheddu penso che abbia scritto anche a lui, Tu dici, adesso ormai è stato liberato, cosa vuole di più? Normalmente c'è un risarcimento e per 33 anni di carcere ingiusti qualcosina gli deve arrivare. Citu, torniamo in onda con la rassegna stampa, se no mi rimproverano, mi dico, Sammy Varin, ma sta rassegna non la fai mai. Certo, il giornale, eccolo qua, il quotidiano Il Giornale, che in taglio alto parla del declino da Tokyo 2021 a Tokyo 2025, Jacobs e Tamberi, la caduta degli dei. Dopo gli ori olimpici, entrambi fuori dalla finale mondiale. Anche questa è una notizia, tra virgolette, leggera. Se cercate notizie leggere, Francesco, l'unica notizia leggera che possiamo dare, nel senso che questi non valgono più una cica frusta, è la notizia meno brutta della giornata. Ma ti giuro, il resto è una schifezza. Però un giornale da comprare io ve lo devo indicare e vi sto un attimo riassumendo le notizie perché almeno uno alla settimana, non tutti i giorni. Centropagina del giornale, le idee nel mirino, Meloni smaschera la sinistra intollerante. Messaggio a Vox, l'omicidio Kirk rivela da dove viene davvero la violenza politica. Ma attenzione, anche sul giornale importante ISEE, la crociata di Salvini, escludere la prima casa. Rivedere le regole dell'ISEE perché tutti i bonus vanno troppo spesso sempre agli stessi. Matteo Salvini ha lanciato la proposta ieri in videocollegamento con la festa nazionale dell'UDC a Roma. L'ipotesi allo studio è quella di escludere la prima casa dal calcolo. Sempre in prima pagina sul giornale l'economista Cottarelli, tra Inter e musica alla fiera di Cottarelli, Tommy Damascelli ci scherza perché tra poco lo vedremo anche sul palco di Sanremo il 3 di ottobre, ma non va al festival, però sarà su quel teatro, insomma, a fare musica minimo all'interno. Signori, il giornale oggi è potentissimo anche all'interno. Manovra la priorità di Giorgetti, famiglie e lavoratori al centro. Il ministro dell'economia, tagli IRPEF e rottamazione sono nostri obiettivi. Tra 2 settimane avremo le idee chiare, stiamo mettendo sul tavolo queste idee, e sulla tassa alle banche valuteranno i partiti. Chiaro che sia valutare è Forza Italia, aspetta e spera. Il confronto sulla legge di bilancio è entrato nel vivo, ma le risorse disponibili si conosceranno solo dopo il 22. Chiaramente, ribadisco, noi facciamo il tifo per diminuire le tasse e soprattutto per fare in modo che chi ha dei debiti con lo Stato riesca a pagarli. Dallo psicologo agli asili nido,
In arrivo sussidi per 2 miliardi, ma attenzione ai requisiti. Ne parla oggi sul quotidiano Il Giornale Matilde Sperlinga. 7 nuovi bonus in partenza con l'autunno, ancora un occhio di riguardo a chi ha figli, compreso il sostegno psicologico, la carta dedicata a te, insomma, per fortuna si cerca di dare una mano, ma attenzione certo ai requisiti, purtroppo troppo spesso guardi, dici no, io non sono dentro, tra cui anche auto ed elettrodomestici. Se volete comprarvi questa benedetta auto elettrica, 10 secondi di silenzio per le auto elettriche, ok? Potrebbe essere la volta buona. Pagina 3, Salvini attacca Lise, calcolo da rivedere, gli aiuti vanno sempre agli stessi. L'idea di escludere la prima casa. Il leader della Lega apre una campagna per cambiare i criteri della dichiarazione necessaria per accedere ai contributi pubblici, modello di stampo socialista. L'esecutivo ha già esentato in passato i BTP. Il vice premier, chi ha solo un'abitazione, non può essere considerato di per sé ricco. Insomma, rivedere le regole dell'ISEE. Roba buona quest'oggi con un altro paginone a pagina 3 del quotidiano Il Giornale. Pierluigi Battista, PG Battista, intervistato dal Giornale a pagina 4 e dice cose potenti. Torna il nemico da sopprimere. In Italia monta l'odio dei pro-PAL. Lo scrittore Pierluigi Battista, intervistato da Oara Borselli oggi sul Giornale, dice: si sta risvegliando una bestia che credevamo sopita. Preoccupa l'incarognimento politico e il silenzio degli intellettuali. È vero, gli intellettuali stanno zitti e se dicono qualcosa dicono se la sono cercata. Il vero problema oggi è la giustificazione ideologica della soppressione di chi è contro di te, come oggi ancora su alcuni quotidiani di sinistra, ve lo giuro. Ho l'età sufficiente per ricordarmi quel giorno di marzo del 78 e il grido di esultanza per Moro rapito. Ragazzi, Pierluigi Battista, giornalista, scrittore, è stato vice direttore del Corriere della Sera, da ragazzo militava nei gruppi extraparlamentari, ha conosciuto bene la politica violenta della sinistra negli anni 70. Nei prossimi giorni uscirà in libreria il suo libro Il professore ebreo perseguitato 2 volte, la nave di Teseo. Pierluigi Battista oggi a pagina 4 del quotidiano Il Giornale. Che giro! Perché? Perché c'è Meloni da Vox che ha sferzato la sinistra dicendo il caso Kirk mostra dove stanno violenza e intolleranza. E a proposito, subito sotto, a Torino lo scontro su Askatasuna, Zangrillo insultato alla festa dell'unità, frasi violente contro di me. Il ministro, inaccettabile da un partito che si definisce democratico. La solidarietà del governo, ed è chiaro che insomma la prossima volta, cari amici del PD, avete soltanto le vostre correnti che vi fanno litigare. Il Giornale parla anche di Bova, è minimo, ieri c'è andato certo nel salotto di Silvia Toffanini a Verissimo, eravamo tutti curiosi dopo un'estate di tanti articoli su di lui, come un pugile dopo il KO, l'amarezza di Bova in TV, ucciso per un like social, il caso degli audio diffusi online, estorsione respinta, Corona dice racconto distorto, ha tradito Rocio per anni. E chiaramente se siete interessati, interessatevi, noi no. Bergamo, la città con 2 anime, alta e maestosa, bassa e moderna. Una splendida idea, quella di Greta Spirito a pagina 18 del Giornale, parlare di Olimpiadi parlando dei luoghi delle Olimpiadi. Oltre le sue mura veneziane dichiarate patrimonio dell'UNESCO è la natura che domina con le valli e i laghi. Una bella idea fare un giro anche a Bergamo durante le Olimpiadi. I cuori olimpici su 1000 gradini, 10ª tappa in vista dei giochi. L'iniziativa della regione Lombardia, scusate, polenta e casoncelli, antichi e autentici sapori nel segno della tradizione. La pasta fresca ripiena è uno dei piatti tipici della bergamasca, ma anche i formaggi come il taleggio, il branzi, sono un patrimonio prezioso e io piango
perché sono le 8:52, non puoi, Sammy Varin, avere già fame a quest'ora di casoncelli dopo che ti sei snionfato di Spiedo Padano, che basta, giro sul giornale oggi, e compra, giro pagina, dove andiamo per punizione, autoflagellati Sammy Varin, vai su Repubblica, i tank assediano Gaza e Schlein sfida Meloni, peggio di così, noi uniti vi batteremo. Kirk, eccolo qua, pagina 6, il funerale show allo stadio diventerà la leggenda maga. Anche Trump e Vance il 21 settembre, giorno di Pontida, nella casa degli Arizona Cardinals. Il movimento punta a superare l'ultimo saluto a Martin Luther King, un segnale al sovranismo globale, scrive Massimo Basile su Repubblica. In una domenica di fine settembre, sotto il sole rovente dell'Arizona, lo stadio del Super Bowl di Glendale si riempirà di migliaia di persone, non per una partita di football, ma per un rito civile e religioso insieme, l'addio a Charlie Kirk. 21 di settembre. Ci collegheremo probabilmente con questo evento, chi lo sa, ma certo se ne parlerà anche in quel di Pontida, il grande raduno della Lega. Avanti con le notizie, e certo questa ci mancava, pagina 7, sempre a proposito dell'omicidio Kirk. Turov è un omicidio figlio dell'estremismo alimentato dalla destra, sempre colpa nostra, certo. Chi è questo qua? Cosa vuole questo? È ex avvocato americano, scrittore bestseller da 30 milioni di copie vendute nel mondo, autore dello spettacolare esordio Presunto Innocente dell'87, diventato poi film, dell'ultimo sequel Presunto Colpevole, pubblicato lo scorso aprile. Punta comunque il dito contro il movimento MAGA e la galassia reazionaria degli Stati Uniti, capito? Siamo stati noi che abbiamo alimentato l'odio. Come la pensate? Scrivetemelo 340 6709 659. Poi su Repubblica c'è Schlein che sfida il governo, cercano solo nemici. Noi uniti li batteremo. Uniti, ma non c'è il punto interrogativo, e lei è convinta. La segretaria chiude la festa nazionale dell'unità con un appello agli alleati a costruire subito la coalizione per le politiche. Allora è soltanto un auspicio. Allora. Giro pagina velocemente perché Repubblica mi rincorre. Meloni insiste, sappiamo da che parte sta la violenza, pagina 9, ma soprattutto lo ricorda Repubblica, pagina 15 e non molti altri. In Germania vola l'ultradestra. Il contagio ragazzi. Contagio dell'AfD arriva ad ovest. La CDU di Merz regge alle elezioni comunali, sono brutte notizie certo del Nord Reno-Westfalia, ma il partito estremista triplica i voti, 3 volte tanto AfD, tracollo dell'SPD. Il sorriso sulla faccia da eterno ragazzo di Andrew West è teso. La sua CDU ha retto, è il 34% in Nord Reno-Westfalia, è anche merito suo, del popolare governatore merkeliano, ma il principale esponente della sinistra cristiano-democratica lo ammette subito: non possiamo più dormire tranquilli. Il vero trionfatore di queste elezioni comunali nel land più popoloso, nel motore del Made in Italy, è la FD. E qua mi fermo, ma c'è un paginone a denti stretti, signori, a pagina 15 del quotidiano Repubblica. Giro di nuovo e anche qua, signori, si parla di tasse. Pagina 17, l'impegno di Giorgetti, sollievo fiscale alle famiglie, sulle banche e scelta politica. Quindi vuol dire che, è certo, ci dovremmo mettere d'accordo con la coalizione. Abbiamo visto che Forza Italia le banche no, non le vuole toccare. Il ministro spiega perché ha frenato gli entusiasmi sul taglio dell'IRPEF e sulla rottamazione. L'ho fatto per il bene dell'Italia. Salvini vuole la revisione dell'ISEE. Insomma, ci sarà un po' di freno a mano. Speriamo bene.
E ci sono le proposte oggi su Repubblica, interessante, la pagina 17, ci sono le proposte del centrodestra e parliamo del governo, certo, c'è Fratelli d'Italia che chiede meno imposte al ceto medio e spinta alla natalità, c'è Forza Italia che chiede tredicesime più pesanti per dipendenti e pensionati e c'è la Lega che chiede prima casa fuori dall'ISEE e sanatoria sulle cartelle. Bisogna trovare la quadra, ragazzi, e come diciamo ogni volta, ogni anno, la coperta è corta. Per fortuna c'è il quotidiano La Verità che come titolo principale ha "Ecco le idee per cui hanno ucciso Kirk. Siamo tutti Charlie". Il conservatore americano era aperto al dialogo con i progressisti, anche se sapeva che per quelli come noi non ci sono spazi sicuri. La sua condanna a morte si batteva contro l'ideologia woke, politicamente corretto, aborto e follie del gender. Oggi il quotidiano La Verità intervista Cruciani. LGBT e sinistra ora sono smascherate. E Maurizio Belpietro usano Gesù pur di giustificare il piombo. Il suo editoriale ricorda Pier Giorgio Di Freddi che frigna. Scripta manent, chi tiene alla verità è pronto al martirio, ma soprattutto in centropagina La Verità te la mette lì la verità, cosa che altri giornali nascondono. 2 figli di immigrati nordafricani stuprano dodicenne e diffondono i video. Bambina abusata da ragazzi di 12 e 18 anni a Sulmona. I filmati inviati via WhatsApp. Fabio Mendolara, 2 ragazzi, un tunisino di 18 anni, un marocchino di 14, per mesi hanno violentato una dodicenne che abita a Sulmona, filmandola per provare a zittirla e per farle una continua pressione psicologica per ottenere nuovi rapporti. 14 e 18 anni. La bambina, dopo aver preso coraggio, ha raccontato degli abusi alla famiglia che ha subito denunciato. I filmati dei continui stupri sarebbero stati poi condivisi da 2 su WhatsApp e altre persone. L'esca, secondo una prima versione, sarebbe stato il più piccolo che gli si sarebbe presentato come un amico di cui fidarsi. I carabinieri si sono presentati a casa dei 2 giovani, sequestrando ogni tipo di dispositivo tecnologico alla ricerca del materiale video, tutto il materiale nelle mani di un tecnico per le verifiche forensi, per cercare eventuali chat cancellate. Nei confronti dei 2 nordafricani per il momento non sono state applicate misure cautelari. 2 ragazzi, tunisino di 18, marocchino di 14, per mesi hanno violentato una dodicenne. Mi taccio certamente, mi dedico alla musica indipendente. Sarà meglio fare anche la rima perché Sammy Varin, se no davvero ti arrabbi. Ci fermiamo, c'è la pausa e appunto c'è l'artista indipendente delle ore 9. Ora torniamo romantici, ci sediamo davanti al fuoco, ascoltiamo un po' di bella musica con il cantautore Villa Lenotti che ci fa ascoltare Davanti al fuoco, il nuovo sodalizio tra Alessandro Villa e Matteo Lenotti, ma soprattutto subito dopo, pochi minuti, e arriva con noi il capogruppo della Lega, Riccardo Molinari. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Come cowboy davanti al fuoco. Siamo qui, la tenda è già piazzata là, il sole nascerà, parleremo di noi, è una bella sensazione. Con la chitarra è pronta una canzone, siamo noi, quei 2 ragazzi che vedi in quella fotografia. Siamo solo un po' cresciuti e comunque sia, davanti al fuoco tutto sembra migliore.
perché la luce della fiamma illumina il nostro buio interiore. Davanti al fuoco tutto sembra migliore, sembra migliore. Come cowboy davanti al fuoco, che senso di libertà, il fuoco ancora acceso, e forse anche per noi è giunto il momento della riappacificazione, e comunque sia. Davanti al fuoco tutto sembra migliore, perché la luce della fiamma illumina il nostro buio interiore. Davanti al fuoco tutto sembra migliore, sembra migliore. When the stage is set tonight, heaven. When the stage is set tonight, heaven. Davanti al fuoco tutto sembra migliore, perché la luce della fiamma illumina il nostro buio interiore. Davanti al fuoco tutto sembra migliore, sembra migliore. Quasi un country dolce dolce che si lascia ascoltare, ma non è ancora uscito. Lo potete ascoltare solo qui da noi, Davanti al fuoco, dell'artista Villa Lenotti, tutto attaccato. È la nuova denominazione che ha assunto la bella collaborazione artistica tra Alessandro Villa, cantautore brianzolo con una piccola disabilità, ma è diventato un grande comunicatore lui sul fronte disabilità, e Matteo Lenotti. Un tributo commovente al potere dei ricordi, alla riunione tra amici che si ritrovano proprio davanti a un falò. Non avremo il falò, ma certamente ci sarà un'atmosfera molto calda per il ritrovo nostro, di tutti noi leghisti e non solo leghisti, domenica prossima, 21 settembre, in quel di Pontida. Qui Parlamento. E di questo e d'altro parliamo per qualche minuto con il capogruppo della Lega alla Camera e segretario nazionale Lega Piemonte, Riccardo Molinari. Buongiorno. Buongiorno, ciao Sammy, un saluto a tutti. E allora, pompa Pontida, non c'è bisogno di pomparla, cari amici, qui ogni giorno se ne parla, siamo già entusiasti, abbiamo prenotato il pullman o lo prenoteremo in queste ore sul sito legaonline.it, pullman da tutta Italia, partono negli orari più impensati, alcuni anche la notte prima, perché ti partono dalla Puglia, dalla Calabria, eccetera, Riccardo, è inutile dirlo, anche dal Piemonte, pullman a go, è vero? Sì, assolutamente sì. Sono continuamente in aggiornamento in organizzazione pullman, ma si possono trovare sul sito della Lega tutte le informazioni su quanti sono, dove partono. Partiranno da ogni angolo del Piemonte, ce ne faranno 2 da Alessandria, 1 da Asti, 2 da Cuneo, 3 da Torino, 2 dal Canavese, 1 per Biella e Vercelli, 2 da Novara. Quindi questi sono i numeri ad oggi, ma ovviamente se ne possono aggiungere se arrivassero altre iscrizioni, e tanti poi raggiungeranno Pontida con il loro mezzo, insomma con la macchina, chi va in moto, chi va in camper, chi sta là tutto il fine settimana. Quindi come ogni anno c'è una mobilitazione per partecipare a quello che è il momento più importante, insomma il raduno, l'evento più importante della Lega ogni anno. È minimo, anche perché quest'anno poi si metteranno sul tavolo cose importanti che riguardano noi della Lega, ma tutti gli italiani. Si parla oggi su tutti i giornali, devo dire tutti, ma proprio tutti i giornali parlano della legge di bilancio e le dichiarazioni di Giorgetti
e di Matteo Salvini sono importantissime. Hanno detto ISEE da rivedere, lo ha detto Matteo Salvini, taglio IRPEF, rottamazione, un contributo dalle banche. Ieri Giorgetti ha cominciato a parlare di questa legge di bilancio e chiaramente ogni partito della coalizione sta mettendo sul tavolo le sue proposte. Arriva il nuovo fisco, titola addirittura oggi il quotidiano Libero. Quali sono le novità che secondo te sono più forti, più potenti? E chiaramente poi, come diciamo ogni anno, accidentaccio, questa benedetta coperta che è corta, bisognerà trovare la quadra anche con gli alleati di governo. Molinari. Quali saranno le novità lo dovremo vedere in base a quello che deciderà la coalizione su quali priorità darsi. Ci sono quelle priorità che stiamo chiedendo noi, che sta chiedendo la Lega. Per noi è prioritario sicuramente rivedere il meccanismo dell'ISEE, perché col meccanismo dell'ISEE purtroppo molte agevolazioni finiscono sempre ai soliti, diciamo, famiglie a basso reddito, tendenzialmente purtroppo non italiane, e quindi questo è un tema che va affrontato, perché appunto essendo corta la coperta dobbiamo fare in modo che gli aiuti che vengono dati non vadano soltanto agli extracomunitari. Ecco, quindi questo che propone Salvini è un tema centrale. C'è poi la questione di rivedere l'aliquota IRPEF per il ceto medio, quindi di abbassare l'aliquota IRPEF per il ceto medio, che è quella che finora non ha visto ancora ritocchi, mentre molto si è fatto per aumentare le buste paga dei lavoratori dipendenti e per abbassare quella che era la prima aliquota, o sulle partite IVA ad esempio con la flat tax, che è un altro importante risultato della Lega. E poi c'è il tema della rottamazione, che la Lega chiede da tempo, la rottamazione quinquies, quindi una nuova rottamazione decennale con 120 rate senza sanzioni di interessi, e queste sono, diciamo, le nostre priorità, le cose che noi chiediamo, come anche chiediamo una detassazione, anche lì una flat tax sugli aumenti di stipendio, che sarebbe un modo di aumentare le buste paga, premi di produzione, aumenti di stipendio rispetto al contratto detassata, state solo al 15%, che è un modo per aiutare i datori di lavoro a pagare meno, diciamo, gli aumenti, e ai lavoratori ad avere di più in busta paga. Queste sono alcune delle richieste. Le problematiche quali sono? Le problematiche sono che in questo quadro le risorse che si pensava di poter spendere oggi sono in forse perché c'è stato un nuovo accordo nato sull'aumento delle spese militari, che per l'anno prossimo dovrebbero, pesanti per quest'anno, insomma per il bilancio che dobbiamo fare, dovrebbero essere 4 miliardi in più di spese. Allora il dibattito è anche su dove troviamo queste risorse qua, perché ci sono diversi modi di trovarle. Si può trovarle nel bilancio attuale tagliando la spesa, e quindi non facendo alcune delle cose che ho raccontato adesso o alcune delle cose che abbiamo già fatto nella questa legge di bilancio, quindi tagliare la spesa. Lo si può fare aumentando le tasse, il tema è aumentare le tasse a chi? Allora la Lega su questo ha fatto una proposta, è quella di raccogliere questi soldi passando le banche, perché 4 miliardi sarebbero circa il 10% degli utili che sono stati fatti grazie ai cambi e agli interessi buoni, insomma, che ci sono stati durante quest'anno, avendo l'Italia un buon rating e avendo diciamo un buon rapporto col dollaro e uno spread molto basso. E quindi su questo stiamo ragionando. Sapete che Forza Italia Tajani è stato molto duro, dice che è assolutamente contrario a un intervento sulle banche, e bisogna capire qual è la proposta degli altri. Noi diciamo andiamo a prenderli lì, se gli altri preferiscono tassare lavoratori e famiglie, su questo noi non siamo d'accordo. Capite l'importanza di partecipare a Pontida questa domenica 21 di settembre? Bisogna fare il tifo per quelle che ha elencato Molinari, che sono anche le vostre proposte. Ve ne siete accorti? Quelle che ha detto Molinari sono quelle che voi in questi mesi, in questi anni mi avete scritto tramite WhatsApp al 340 6709 659. Chi non è riuscito a pagare la rata della rottamazione non ne ha pagata una, e non ne ha pagata due, e non ha pagato entro il termine, e deve ricominciare tutto da capo, ma effettivamente queste cose sono state denunciate, ha fatto la dichiarazione dei redditi, semplicemente ha dei problemi
a pagare e ora che deve fare? Robe che succedono a moltissime persone. La Lega è dalla loro parte. Chiaro che ci vuole un po' di entusiasmo da parte di tutti voi, lo dovete portare a Pontida questo entusiasmo perché dobbiamo portarle a casa queste cose. Intanto sentiamo che cosa succederà questa settimana in Parlamento, perché poi è caduto in mezzo alla comunicazione l'omicidio di Kirk e qui è stata una vera e propria esplosione di cattiveria da parte di molti media e ancora oggi molti quotidiani che danno la colpa a lui, la colpa a noi che diciamo delle cose che non vanno bene e scateniamo la violenza. Ma intanto, Riccardo, questa settimana in Parlamento si muove qualcosa? Sì, questa settimana è molto importante alla Camera, molto importante perché c'è il terzo passaggio della riforma della giustizia e quindi dovremmo avere martedì il mandato al relatore in commissione, il provvedimento arriverà in aula martedì ed inizierà una lunga maratona per approvare in terza lettura la riforma della giustizia, quindi sarà una settimana molto importante e molto intensa di lavori parlamentari per ottenere questo risultato. Capite signori, è il caso di seguire con attenzione anche questo canale Radio Libertà che fa quotidianamente accenni e collegamenti con il Parlamento. Ci fermiamo certamente, ma ci vediamo domenica prossima anche con il capogruppo della Lega alla Camera, segretario nazionale Lega Piemonte, sarai anche tu sul palco, Riccardo Molinari. Buon lavoro Riccardo. Grazie, ci vediamo tutti a Pontida, un abbraccio. Qui Parlamento. E qui di nuovo in diretta la voce di Sammy Varin, sono le 9:13, ma buonasera anche a chi ci segue nella replica dopo le ore 18. Il quotidiano Il Tempo, guarda che cosa titola quest'oggi, l'età dell'odio. L'inchiesta del Tempo sugli assalti ai partiti, le minacce a Meloni e Fratelli d'Italia, e i più bersagliati, ma ecco anche come si prepara l'autunno caldo del paese. Da sinistra difendono il killer di Kirk, signori. Oggi potentissimo il quotidiano Il Tempo. Meloni, non cederemo a violenza e intolleranza e Zangrillo viene cacciato dalla festa dell'unità. Oggi Il Tempo intervista Cirielli, clima di antisemitismo, la sinistra criminalizza chi la pensa diversamente. Intervista anche a Lamberto Dini, Meloni brava e moderata, ha smussato gli estremi, la vedo bene al Quirinale. Ma no, scusa, al Quirinale dobbiamo metterci Giorgetti, mica capito. Fammi entrare dentro, pagina 2 e 3 del quotidiano Il Tempo, guarda qua, l'età dell'odio, ordigni, minacce di morte e vandali, l'anno orribile per le sedi di partito, quelle di Fratelli d'Italia le più bersagliate. Da settembre scorso 61 attacchi a circoli e ai loro militanti in tutta Italia, centrodestra nel mirino anche con Lega e Forza Italia, al secondo posto c'è il Partito Democratico e guarda qua, c'è la lista di tutti gli attentati e le intimidazioni alle sedi dei partiti politici e non vorremmo dire ma anche ai politici. Ricordiamo Silvia Sardone, la Tovaglieri, la Cisinte, europarlamentari della Lega, ragazzi, quasi quotidianamente prese di mira perché fanno dichiarazioni che non piacciono a certi immigrati. Parlando di Lega, guarda qua gli attacchi alle sezioni della Lega o semplicemente a quello che la Lega ha detto o fatto. Nova Milanese, danneggiati 2 manifesti con Matteo Salvini e la bacheca del partito. Firenze, danneggiata la porta d'ingresso della sede del partito da un senza tetto marocchino. Salsomaggiore Terme, lancio di un sasso contro la vetrina della sede del partito. Alessandria, imbrattata la porta d'ingresso della sede del partito con le scritte merde e infami. Milano, danneggiata la serratura dell'ingresso della sede del partito. Modena, scritte fascisti e occhio al cranio, seguite dal simbolo della A cerchiata nella sede del partito. Fabriano, Ancona, sulla vetrina della sede del partito trovate le scritte no border, antifa, no cops, no nazi, anti-homophob action, anti-white, capito mi hai? Massa, imbrattata alla sede del partito con la scritta Salvini sei una merda galattica, imbroglione, cocainomane e mafioso. Ragazzi miei, curatevi, ma c'è una lista di tutti gli attentatoni che sono stati portati avanti ai partiti di centrodestra. Quest'oggi sul quotidiano Il Tempo, che
che parla anche di Conte. Conte vuole fare il leader, non siamo cespuglio del PD, la nostra non è un'alleanza, quindi smentisce alla grande quello che ha detto su altri giornali la Schlein. Al leader dei 5 Stelle gli applausi dei Dem, a Schlein i fischi dei grillini, la segretaria si consola collegandosi con i suoi a bordo della flottia. Chiaramente, signori, sulla flottia ci sono collegamenti quotidiani, tanto perché qualcuno non abbia da ridire, visto che a volte si dice ma nella Lega adesso Vannacci vuole piazzare i suoi, è certo che vuole piazzare anche i suoi, beh in questo caso è il PD che ha qualche problemino. Regionale in Toscana, la denuncia di Sonia Luca, assessore PD di Pontedera, la Schlein non mi ha nemmeno risposto, io sparita dalle liste senza motivo, il PD non rispetta la parità di genere. Oh signor, ma come mai? Ma perché? Come mai? Ma perché? Che cos'ha di così strano questa signorina che non è stata inserita nella lista dei candidati? Dovete leggervi l'intervista oggi sul quotidiano Il Tempo, ma come vedi succede a tutti i partiti, a destra o a sinistra, a volte la coperta è un po' più corta. Anche a pagina 9 del Tempo c'è il piano per aiutare il ceto medio. Salvini dice rivedere le regole dell'ISEE, e poi la chiusura della kermesse dei giovani azzurri. Tajani, congresso prima delle politiche. Giro pagina, giro quotidiano, ma tra pochissimo, anzi direi subito, se qualcuno vuole entrare in onda con Sammy Varin, già telefonate, prenotatevi, state in linea chiamando 02 92 94 7222. Intanto io vi leggo il quotidiano La Stampa che titola Le ultime ore di Gaza. All'interno il sondaggio: 1/3 degli italiani dà la colpa a Netanyahu e 4 italiani su 10 vogliono lo Stato di Palestina. La maggioranza dei cittadini ritiene la guerra a Gaza gravissima e senza precedenti. Il 43% rifiuta il progetto Riviera, la famosa Riviera di Gaza. Questo è il sondaggio della Ghisleri che trovate a pagina 5 del quotidiano La Stampa. Meloni infiamma Vox, la violenza è a sinistra, non ci faremo intimidire. Poi anche qui c'è Zangrillo: io contestato alla festa dell'unità, non farmi parlare è da squadristi. Il ministro Zangrillo, dopo gli insulti a Torino, c'è un clima d'odio, ma Idem dice da lui attacchi violenti, che vi dicevo, e siamo noi che provochiamo, certamente. Sul quotidiano La Stampa, interviste sempre su queste argomentazioni che noi facciamo arrabbiare la sinistra, è per quello che ci sparano. Il linguaggio della destra rivela la natura fascista, siamo una società in crisi, così la giornalista Luciana Castellina. Le istituzioni sottovalutano la situazione. La strumentalizzazione dell'omicidio di Kirk è evidente e piuttosto grave, ma la violenza nasce da un'inuguaglianza drammatica, da un sistema allo sfacelo dove si alimentano le guerre. Di spalla c'è Giordano Bruno Guerri. Toni sempre più estremi, ma Giorgia è misurata, altri danno cattivo esempio. Lo storico, la politica ha responsabilità educativa. Sul web si esercita l'odio e il disprezzo con orgoglio, anche vilmente, perché spesso protetti dall'anonimato. Il compito dei politici non è aizzare gli animi, ma indirizzare verso l'equilibrio. Se ne parla quest'oggi a pagina 11 del quotidiano La Stampa. Poi naturalmente a pagina 15 c'è la Schlein che avvisa Meloni: uniti vi batteremo. Conte non sembrava tanto d'accordo. La replica è immediata: siete ossessionati. Infine, sempre anche a pagina 16 della Stampa, PNRR flop sanità. La CGIL dice è stato speso solo 34,4% dei fondi, investimenti fermi a 6,6 miliardi. Il piano scade tra un anno, ma per completare progetti ne servono 5. E anche qui Salvini insiste sulle tasse per le banche. Tajani però risponde una cosa da regime comunista. Scontro a distanza nella maggioranza. Giorgetti: entro 2 settimane il quadro delle priorità. E noi chiaramente siamo molto curiosi.
Ho aperto le linee allo 0292947222, chi vuole entrare chiami in questo momento, io faccio un giro intanto sul quotidiano La Verità, perché all'interno, come vi avevo già ricordato, c'è Giuseppe Cruciani. Sinistra e single LGBT rivelano la loro natura intollerante. Il giornalista: in TV l'intelligenza progressista mostrifica la vittima. Bisognerebbe scendere in piazza in difesa del libero pensiero, vedremo chi davvero vuole il dialogo. Ragazzi, è da un po' che non facciamo una manifestazione, ve ne siete accorti? Pagina 6, siamo sulla Verità, oggi intervista Marco Minniti. Noi lo amiamo Minniti. Temo un nuovo 1914, ma l'Italia può giocare la carta della stabilità. Mamma mia, adesso quelli del PD cosa diranno? L'ex ministro: teniamo d'occhio la Cina su Taiwan. Roma deve rinsaldare i rapporti USA-Europa e dialogare col sud del mondo. Ragazzi, Minniti, uno di noi. Non proprio, però. Roberto Chiuto: Pier Silvio in campo sarebbe una scelta molto importante. Oggi il quotidiano la Verità intervista al governatore forzista della Calabria in corsa per la rielezione. I sondaggi mi sottostimano, tridico, e mo te lo dico, sul reddito di dignità si è accorto di avere sbagliato i conti. Mi fermo e sentiamo chi vuole parlare in diretta allo 0292947222. Pronto? Ciao Sammy, sono Marco da Mantova. Buongiorno. Per favore, Pier Silvio in campo no, che ha un appeal da straccio bagnato, per favore, non ha nulla di suo padre. Allora, per quanto io non sia mai stato berlusconiano, però Berlusconi quando parlava era uno che ti incollava il video. Lui assolutamente no, fa venire il latte alle ginocchia quando parla. È un menone, come diciamo noi qua a Mantova. Non era di questo che volevo parlare, volevo parlare proprio del fatto della violenza. L'intolleranza della sinistra è roba ben nota. Dovunque ci siano stati i comunisti hanno fatto delle stragi, hanno fatto degli eccidi, da Cuba all'Unione Sovietica, dal Vietnam al Laos all'attuale Cina. Cioè non è ammessa la critica dove ci sia il comunismo, dove ci sia la sinistra in generale. Loro hanno quella spocchia, quella superbia di essere i primi della classe, di avere loro la bacchetta magica o comunque le cose giuste per il mondo, quindi non tollerano nulla, non tollerano nessuno che dica qualcosa di diverso da loro, soprattutto poi quando sono al potere e poi tradiscono regolarmente le cose che propagandano in campagna elettorale o quando sono all'opposizione. Quando sono all'opposizione fanno i danni e attraverso i loro media, attraverso i loro giornalisti eccetera, non fanno altro che far passare il governo o comunque la destra, chi non la pensa come loro, come carnefici del mondo. Mi aggancio un attimo al discorso della bambina di 12 anni violentata per mesi da due extracomunitari o comunque due figli del barcone, come li chiami te. C'è in tantissimi extracomunitari c'è un senso di rabbia, di repulsione verso la società che li accoglie. E poi sanno una cosa che ormai è nota, cioè noi italiani, perché in questo caso parliamo di italiani, visto che è successo in Italia, siamo molli. Loro invece hanno quell'aggressività, quella rabbia che noi abbiamo perso da tanti decenni. Ti racconto brevissimamente quanto mi racconta un mio caro amico di 80 anni, che era un ragazzino durante o subito dopo la Seconda Guerra Mondiale. A Mantova, ecco, loro avevano l'abitudine tra ragazzi del quartiere di prendersi a legnate tra di loro, tra quartieri diversi della città, e gli extracomunitari si formavano le bande. Gli extracomunitari hanno ancora quel modo di gestire le situazioni a suon di sprangate. Ti saluto, ciao, grazie. Grazie, e purtroppo certamente noi ci dobbiamo difendere, è minimo, ma soprattutto c'è un senso di impunità che compare già, vedete, a quell'età, 7, 10, 12 anni, sanno che comunque non succede niente, che possono fare questa cosa. E chi glielo insegna? I genitori o i social
o entrambi? 0292947222. Intanto un'altra brutta notizia, ragazzi, oggi è la giornata di chiudere tutto e andarsene a dormire. Trentino, camion investe e uccide una ragazza di 15 anni alla fermata del bus. Oh cacchio, ragazzi, che sta succedendo? Succedono le cose terribili, ma tutte quest'oggi? 0292947222, facciamoci coraggio. Pronto? Sì, pronto? Buongiorno. Buongiorno, sono Gino. Nulla, ho sentito quella notizia dal precedente ascoltatore di 2 extracomunitari che hanno violentato per diverso tempo una bambina. Terribile. Quella bambina rimarrà, io l'ho sentita ora, quella bambina rimarrà traumatizzata per tutta la vita. È una cosa, quando toccano i bambini, le bambine, è una cosa, non lo so, non c'è, io non so quello che se mi capitano tra le mani, non so quello come potrei. Grazie, chiarissimo, perdonami che corriamo da un altro ascoltatore. Pronto? Pronto, il telefono è pronto. Ciao, buongiorno. Il telefono è in provincia di Varese. Prego. Voglio dire che c'è la radio che continua ad andare e venire. Grazie della segnalazione e cerca magari di spostare un po' l'antenna, di spostarti con la radio DAB o magari di riaccendere, spegnere e riaccendere il computer. Anche in streaming molte volte bisogna ogni tanto spegnere e riaccendere. Un'altra chiamata al volo, pronto? Sì, ciao Sammy, sono il Walter. Buongiorno. Io quando sento la parola bonus, scusami, ma mi girano i coglioni. Continuiamo con questi bonus. Le auto cinesi sono un danno per l'economia italiana. Diamo il bonus per comprare l'auto elettrica. Che cazzo di macchina compro? Cinese. Cioè, qui siamo proprio in un paradosso totale. Secondo, se il papà di quella ragazzina prende questi due e li prende ammazzate e li appende a un palo, va in galera quello uno lì. Invece di dargli un premio, va in galera, è già successo, va in galera, anche soltanto se li mena, va in galera lui e quei due là stanno in giro. Questo è il problema, punto. Perché se quelli pagassero fisicamente e non con le comunità, con sti cazzi, pagassero fisicamente, nella loro cultura tu dovevi leggere il Canun, che è la legge di questa gente. Leggilo, poi vedi vendette personali, cioè se ti fanno del male tu devi reagire in quella maniera. Leggilo, nei tribunali per i minori il Canun viene eletto dai giudici. Ciao. Grazie caro, è per quello che poi si diventa razzisti e non deve accadere questa cosa, non deve accadere. Chiaro che poi leggi a pagina 21 del Corriere, calci e sprangate al compleanno, bimbo aggredito da baby gang, il piccolo di 8 anni in ospedale è stato picchiato da 3 fratelli, il più grande ha 11 anni, cioè si menano tra bambini. Chiaramente questo è il Corriere, non scrive che quelli che hanno menato sono ancora una volta figli di immigrati. 0292947222. Sto aizzando la violenza, ma sono loro che ci menano. Pronto? Pronto, buongiorno, sono Fabio da Roma. Io Ciao. volevo aprire un argomento molto importante, penso che tu l'hai trattato più di una volta, sulla comunicazione. Sì. Noi vediamo troppo spesso in televisioni videoclip, io mi occupo per hobby di musica, vedo dei videoclip altamente violenti. Io posso fare dei nomi di videoclip di alcuni artisti nuovi, anche di alcuni artisti abbastanza importanti che girano con dei video che danno fuoco alle persone, girano dei video che stanno in circolo, uno con una pistola puntata sull'altro, ma la censura dove è andata a finire? Bravo. Cioè, videoclip che vengono trasmessi, parliamo di tutte le radio che hanno comunque vada alla TV in televisione, e questo non dovrebbe essere ammessa una cosa del genere. Tu quindi tu non utilizzi quindi questi videoclip? Come ti chiami? Che artista sei? Io mi chiamo Fabio Chieri, ci chiamo da Roma, sono un cittadino normale. Ok. Ho l'hobby della musica, quindi mi occupo di collezionismo. Ok, pensavo che cantassi, pensavo che fossi. No. Però hai notato questa cosa, certo. Certo, io posso fare il nome di Radio Capital, Video Italia, tantissime radio, non solo una in particolare, ma in generale. Che cosa vedono i nostri ragazzi? Io ho 62 anni,
suonati da pochi giorni. Cosa vedono in televisione i nostri ragazzi? Grazie caro, grazie veramente, sei stato gentilissimo a ricordare questa cosa, senza censura, senza censura si mandano in onda questi video, anche radio importanti che hanno anche la radiovisione come ce l'abbiamo noi, cose schifose che non vengono censurate, che insegnano questa cosa terribile, che poi si potenzia nelle serie. Avete visto Squid Game, basta vederne 1 o 2 puntate, ragazzi miei, ti spaventi. È pubblico minorile di 14, 15, 16 anni che guarda ste robe. Provate a vederne una puntata, fa paura. Ci fermiamo, certo, siamo in ritardo, ci scusiamo con il nostro direttore Sallusti, Giovanni Sallusti, tra pochissimo in onda con il suo editoriale, poi arriva il lunedì l'America, poi Giulio Cainarca e poi alle 11 ritorna Sammy Varin. Restate lì, torniamo dopo. Avete ascoltato la